amici! Siamo pronti per una nuova edizione ricchissima! Come vedete siamo in festa! Festeggiamo Jannik Sinner, che dopo la Coppa Davis vince anche l'Australian Open. È il primo italiano a riuscirci. Caro Jannik, grazie a te l'Italia si sta prendendo delle grandi soddisfazioni. Va bene, adesso andiamo avanti con le nostre nuove notizie. E iniziamo con una notizia locale che siamo ben lieti di dare. Ebbene sì, nuovo avvicendamento nel Consiglio Comunale di Milazzo. In seguito alle dimissioni di Franco Russo, subentra come prima dei non eletti la nostra cara Alisia Sottile. Congratulazioni Alisia, siamo orgogliosi e felici per te. Siamo certi che farai un buon lavoro come hai sempre fatto e noi te lo auguriamo di grande cuore. Andiamo avanti con le notizie. Di che parliamo, Simone? Parliamo del nostro ministro Lollobrigida. Siamo comunzieri. Che ha fatto stavolta? Ha fatto molto discutere l'intervista al TG1 del ministro Lollobrigida in collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale. Annuncia il progetto di portare la pasta nello spazio. Ma che dici? Chi sta adesso una barzelletta? E invece è proprio così, Mimma. Non solo, è già arrivato il primo carico di pasta e noi siamo in grado di mostrarvelo con un collegamento interspazio planetario. Vorresti sapere a cui ci vende questa idea di portare spaghetti allo spazio? Ma con questo genio che posso mandare spaghetti allo spazio? Non basta fame che c'è sulla terra, ma non allo spazio a morire di fame. Ma e che è un piatto? Forse per la pasta ci vuole un bel blocco spaziale. Cambiamo argomento e spostiamoci a Parigi. Ecoattivisti versano una zuppa sul vetro della Gioconda al Museo del Louvre. Povera Italia, povera Francia, non ci posso credere, povera tutti. È così, purtroppo non è neanche la prima volta. Guardiamoci il video. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit et l'alimentation saine et durable. Ma questi non sono coattivisti, sono Ma attenzione, abbiamo un contenuto esclusivo. La redazione dell'Ave Maria di Giammoro è riuscita a cogliere la reazione di Donna Mona Lisa in persona.
Disgraziato, che stai facendo? Stop il cambiamento climatico! Assassini! Volete venire disgraziate? Che c'entro io con il clima? Che c'entro io con l'alimentazione? E c'è traso? Che c'è traso, poveretta io? Se proprio mi volete tirare qualche cosa, che c'entro io qua zuppa? Tiratemi una bella carbonara, una fiorentina, una bella parmigiana. No, sti bucci, che hai a fare? Questa è una protesta da Gioconda furiosa. Vandali, ecco come vanno chiamati! Faceva buono Sgarbi, mi si buttava a casa. Da, ero non sicuro. Qual è il colmo per un agnello? Avere una fame da lupo. E adesso, cari amici, permetteteci di rendere omaggio a Sandra Milo, una grande attrice italiana che ci ha appena lasciato. Non dimenticheremo mai la nostra Sandrocchia, come la chiamava affettuosamente Federico Fellini. Ciao Sandra! E adesso il nostro Gianni dedica una preghiera a Sandra e a tutti i nostri cari defunti. Diamo la linea a San Perniceto per la rubrica Ora et Rincuora. Facciamo questa preghiera per i defunti. Il Dio ha dato, il Dio ha tolto, sia benedetto il suo nome, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo tutti del Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede e vive in me non morirà in eterno. Cari amici, è il momento di salutarci. Continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Niceto TV. A proposito di Niceto TV, è finita su Striscia la Notizia, una cosa eccezionale per noi. Cristiano Militello ha riportato su Striscia lo Striscione una parte della diretta della partita del San Perniceto. Ve la facciamo vedere. Premio frittata Perla dalla Sicilia. Il potere pure è andato via. Non è vero, non è vero. Bellissimo, complimenti al Niceto TV.
Vi salutiamo amici, vi salutiamo. Ricordate di mettere like, condividere e commentare. Vi saluto, arrivederci.